Il diritto di manifestare è un diritto costituzionalmente garantito, però ci sono anche delle problematiche di carattere sanitario e quindi è necessario che in via preventiva ci si sieda attorno a un tavolo, come sarà oggi pomeriggio a Padova, e capiremo cosa fare. Prevista per le 17:30 la riunione in prefettura a Padova, presenti oltre al questore, al prefetto e rappresentanti di Palazzo Moroni. Sul tavolo la questione della linea dura da imporre in merito alle manifestazioni di protesta contro il vaccino e il Green Pass, che ormai da settimane creano assembramenti e situazioni a rischio. Noi chiediamo fondamentalmente il rispetto perché, ripeto, il diritto di manifestare non viene negato a nessuno, però qui stiamo parlando di un 10% della popolazione che si riunisce a Padova per manifestare, ma ormai è in contrasto palese con tutte quelle che sono le esigenze di commercianti, di famiglie che vengono in centro a Padova per fare una passeggiata. Specie perché Padova, ad oggi, tra le province venete, è quella con il maggior numero di contagi da coronavirus e ricoveri in terapia intensiva. La provincia di Padova ha superato i 2000 casi attualmente positivi e aumenta di giorno in giorno il numero di nuovi positivi. Quindi il dato è un dato da tenere assolutamente sotto controllo. Attualmente appunto abbiamo 46 ricoverati, la maggior parte sono in area medica e ne abbiamo 11 in terapia intensiva. La terapia intensiva è comunque sempre una struttura, un servizio molto importante per l'ospedale e quindi è importante che sia occupata il meno possibile dai soggetti con coronavirus. Se effettivamente questi contagi crescono e viene stabilito, viene certificato che avvengono questi contagi in queste manifestazioni, è pacifico che dobbiamo intervenire.